Salve, salve a tutti, benvenuti, buongiorno a tutti. Vediamo se arriva l'audio. Sì, arriva perfetto l'audio, perfetto, che è quello che mi preme di più. Salve a tutti, buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio dedicato al test teardown di vecchi PC. Uè Luca, stavo vedendo poco prima perché mi è comparsa una diretta in cui hai sballato un bel microfono senza fili. Andate a vedere la live di ieri di Luca, vedrete anche un bel microfono senza fili, complimenti. Non ho potuto vederla proprio tutta perché avevo in procinto proprio di fare questa live. Comunque andate a mettere il follow al Luke74 Channel e a seguire il buon Luca Cusani. Allora, dicevo, oggi è 21 giugno 2022. Sì, sì, sto benissimo, sto continuando con quei 50 PC che io mi pare che siamo arrivati al sesto episodio, 2x6, 12 dovrei aver fatto già, ma sono sempre 50. Ma com'è sta cosa che io continuo a distruggere, a smontare, a levare, eppure i PC sono sempre tantissimi. Ma l'intervista, se l'hai vista tutta, peccato per l'audio che va e che viene. Io sto facendo un lavorone, lo sto ridoppiando tutto. Vediamo se riesco a finirlo perché è un'impresa titanica. Sto mettendo lì, non sto riparlando tutto perché mi dovrei ricordare a memoria tutta l'intervista, è impossibile. Però le parole che mi ricordo che ho detto e che c'è il silenzio, le sto ridoppiando. Sono arrivato quasi a un'ora e 40 su 2 ore e 20 di intervista. Non è facile. Sì, sì, ho dato a te, ti ho consigliato, io quasi quasi lo ridico, tanto sto in diretta, stavo in diretta lì, sto in diretta qui, stiamo sempre... Luca, io farei un un canale parallelo a quello tuo, Luke74 Channel, dedicato alla tua collezione di macchinine, in cui tu devi fare, tra l'altro tu in questo caso potresti sbarcare su TikTok e su Instagram, alla grande facendo dei video brevi, quindi massimo o 3 o 5 minuti, vedi tu. Poi il bello è che devono durare sempre, o se decidi 3 minuti, no 2,58, 2,50 o 3,05, 3 minuti e 10, no. Tu ti fai un format tuo che è 3 minuti di video, in 3 minuti tu fai vedere la macchinina e poi tra l'altro tu hai quel bel tavolino, cioè ti sei organizzato molto bene, quindi metti, senza magari inquadrarti tu, tu inquadri soltanto l'oggetto, la macchinina in questo caso, o anche lo puoi fare anche per i trenini, ci mancherebbe. E dici tutto quello che sai, perché sappiamo tutti che è anche un ottimo conoscitore di motori, il buon Luca, e spieghi praticamente ogni macchinina, la storia di quella macchinina. Quindi a fare il rendering di un file da 3 minuti, diciamo di un video da 3 minuti, ci vuole molto poco con qualsiasi PC. Pure montarlo, fare, dire, non bisogna farci grandi lavori perché è un file molto breve, noi siamo abituati, soprattutto tu, io no, io faccio live, una volta che ho fatto un video mi pare da 20 minuti, ci ho messo non si sa quante ore a fare il run, non è possibile per me, non sono attrezzato. E quindi dicevo, invece i file da 2-3 minuti si possono lavorare tranquillamente, anche da 5 minuti, ci mancherebbe, fino a un massimo di 5 minuti. E poi io posterei a seconda su YouTube, ovviamente, sul canale, e poi magari anche su TikTok o su Instagram. Io sto pubblicando ogni giorno per quanto mi riguarda, visto che sono sia DJ, dice non si finisce mai di esserlo, è vero, sono un DJ ancora adesso, anche se non pratico più l'attività, però essendo grande collezionista ho tutti i mixer e 7 giradischi, mi posso definire ancora un DJ. Ciao Alessandra. Alessandra, cover Disney. Ah no, ha pubblicato adesso Alessandra Colombo, che è colei che mi ha intervistato, che mi ha ospitato nel suo canale. La saluto, Dea della Notte 90. Dea della Notte 90. Allora, praticamente tu con questi video potresti metterli sia su TikTok sia su Instagram che poi su YouTube.
Hai visto mai che è un format che magari piace, essendo video brevi, e adesso vanno le reel, cioè vanno questi video molto brevi. La gente ha talmente tante cose da vedere, lo vedo io stesso, che addirittura io faccio i video di brevi e non li vedono mai tutti, io lo vedo. E quindi conviene sempre. Mi ha fatto il beep il cellulare, boh. Lo vedo sempre, vediamo se su Twitch, perché io ho due chat qui attivate e un'altra ce l'ho sul cellulare, ho tre chat. Allora, quindi hai visto mai che non ti riesca di fare qualche altro ascolto facendo una cosa completamente diversa? È un consiglio, poi vedi tu. Insomma, poi anche, tra l'altro, un'altra cosa molto comoda è che a fare un filmato di 3 minuti ci vogliono 3 minuti, non te devi stare lì a fare, poi magari lo fai 2, 3, 4 volte, ma in una mezz'oretta si gira un filmato di 3 o 5 minuti. Questo era un mio consiglio, visto che so che lui è appassionato anche di una cosa che piaceva anche a me, la collezione. All'epoca c'erano le Burago, poi la Burago fallì, poi è rinata la Burago. Comunque ci sono tante altre marche che si trovano di queste macchinette da collezione, stanno in tutte le scale. Io ho il barista mio che ha due Ferrari, ma grosse così, cioè su degli scaffali, che lui anche gli piacciono, ha due modelli diversi di Ferrari, mi pare che una anni 80 e una anni 90, comunque messe belle grosse così. Ah no, mi devo spostare qua perché qui è riflesso, belle grosse così, messe su delle mensole, belle. Comunque belli pure i trenini, ci mancherebbe. Io quando sono stato al Palacavicchi, che c'era la fiera dei giocattoli, avevano dedicato tutto uno spazio enorme a fare i trenini, quelli là a zero, quelli piccoli, quelli in cui la motrice è piccola così, poi con tutti i vagoni ci avevano attaccata sta motrice piccola così, si portava dietro da 10-15 vagoni, una cosa incredibile. E avevano fatto una decina di treni, c'erano perché stavano su altezze diverse, avevano fatto i monti, e tutti sti binari che andavano, non lo so quanto ci hanno messo a fare quel plastico, perché era pure bello lungo, questi facevano tutti i giri avanti e indietro, bello, c'è pure il filmato sul mio canale, se non ricordo male, a metà del filmato in cui vado in giro per il Palacavicchi, alla fiera del giocattolo, e c'è la ripresa, appunto ho ripreso tutto un treno, l'ho ripreso in cui ha fatto tutto il giro, ok? Chiusa parentesi, noi oggi siamo qui per fare tear down e testing di vecchi PC. Come vedete ho eliminato la seconda telecamera perché ho visto che era inutile, non serviva a niente. Ho visto che andava a scatti il video, perché io trasmettevo, ho visto che avevo messo tutto a 1080, non mi ricordo bene perché, chissà quanto tempo fa. A 1080 si vede che il PC non ce la fa e quindi ho ridotto a 720, quindi mi dovreste vedere più fluido, magari meno definito ma più fluido, ok? E poi useremo quindi una sola telecamera, questa Full HD, che sembra funzionare abbastanza bene sia dal punto di vista dei microfoni che dal punto di vista del video. Allora, io direi che posso girare già la telecamera così vi faccio vedere. Purtroppo questa non è motorizzata, eccolo lì. Quello è il PC che andremo a testare. Se non funziona andremo a vedere perché non funziona, e se invece funziona vedremo se conviene tenerlo così per che tipo di PC è o se conviene smontarlo. Poi quelli che tengo dovremo fare un'altra serie di episodi per vedere che cosa farci, perché io sicuramente me li dovrò levare, quindi o li regalo, li vendo o vediamo un po'. Sicuramente non hanno questo valore chissà quanto. Allora, come sempre io qui ho collegato tutto tranne la corrente. Andiamo a collegare la corrente, tutto significa tastiera, mouse e monitor. Il monitor lo vedete lì, c'è lo screensaver. Tra l'altro qui già vedo che c'è sia una scheda di rete, un altro modem 56k. Adesso sono pieno dei modem 56k. Ok, c'è la scheda audio integrata, c'ha solo due USB, mi dà da pensare che è un po' vecchio questo PC. Allora, accendersi si accende, c'è un bel masterizzatore Philips qui, Non so se sentite il fischio. Sentite il fischio?
significa che c'è qualche problema da qualche parte. Quando era uno solo mi pare che fosse la RAM, ma poi ogni scheda madre aveva il suo. Allora, quindi abbiamo constatato che non funziona. Allora, è un bel case questo, per carità. Lo corichiamo. Che ho rotto? No, una vite. Attenzione. Vi faccio vedere una cosa. Ho provveduto a mettere, guardate quante viti smontando i PC se riescono a rimediare. Questo sicuramente quando avrò finito tutto il lavoro sarà pieno di viti. E qua ci stanno viti di tutti i tipi, che possono poi tornare utili. Poi c'ho pure il coperchio di questa scatolina. Quindi, allora. Poi pure le RAM. Guardate già qui sono pieno di RAM, pieno di hard disk. Ok. Allora, non c'è manco una RAM. L'avevo detto, mi sembrava che quello fosse la RAM. Allora, qui non c'è né hard disk né RAM. Ok. Allora, questa crocco non ha il serialata, quindi non c'è solo IDE, però a noi che ci importa? Allora, vediamo se riesco a rimediare una RAM, una, due, tre RAM da mettere qua dentro. Questa va bene? No, non sì. Allora, questa comunque da quant'è? 1 giga. Se andasse bene questa è da 1 giga, ma non la riesco a mettere. Ma è andata. Vedete, poi da un PC rotto uno rimedia tutte le RAM e poi magari ne fai uno sano. Allora, vediamo un po' che dice. Qui si è acceso tutto, bip non l'ha fatto più, bip, eccolo qua. Però mi si è staccato il monitor, quindi non avrei visto niente. Ok, eccoci qua, il BIOS c'è, quindi attenzione che il BIOS c'è. Standard CMOS, 1 giga di RAM, la miseria. Ovviamente non vede hard disk, non vede niente, la batteria tampone sono tutte scariche. Mi deve arrivare da Amazon una stecca con 20 batterie tampone che sono tutte uguali. Le batterie tampone ce n'avevo una qua, ma la volevo far vedere, ma è andata. Se mi capita durante la diretta ve la faccio vedere. Non so dove sia. Vabbè. Va bene. Allora, vabbè, qui a noi ci piace tutto così. Poggiamoci un attimo sto disco, che così volevo vedere pure che il sistema operativo c'era. Aspirerina qui sapete che hanno bloccato tutte le piattine. Io qua non c'ho una forbice al volo, voglio tagliare. Allora, un attimo solo che così tagliamo. Allora, tagliamo la fascetta stringitubo. Io non le usavo mai queste fascette, semmai ci mettevo quelle che si possono allentare. Allora, qua c'è una bella piattina ultra DMA che va al masterizzatore, ma che caspita di serve tutta questa velocità del masterizzatore che tanto c'ha velocità limitata. Allora, mettiamoci questo che è il masterizzatore, via. Quindi sul canale secondario ci mettiamo il masterizzatore, sul canale primario ci mettiamo l'hard disk, ci mettiamo la corrente sull'hard disk e vediamo su questo hard disk che abbiamo preso ieri da un altro PC che sistema operativo c'era installato sopra. Così me levo pure un altro. Questo c'ha 32 mega di RAM sulla scheda video, 32 mega, no giga. Ciao Mirko, ciao, come stai? Benvenuto. Allora, checksum error, ok, del canc. Allora, andiamo a vedere il boot, io giusto voglio vedere. Ah, non me lo vede l'hard disk, ma forse perché sta in none.
detecting hard drive, niente. Ma non gira sta disk. Aspettate, niente. Sta disk proprio non gira. C'è un processore qua che brucia come una... quindi sta disk è andato. Questa era una disk da 7 giga, ma senti come scotta sto processore, questo si è bruciato proprio. Niente ragazzi, sta disk è andata al cinema. Poi ci perderò tempo dopo se riesco a farlo ripartire in qualche modo, ma c'è sto processore qui, c'è un processore questo che scalda come... vedete? Questo è un hard disk, sarà da 7 giga. Sto processore qui che dove c'ho il dito io che scotta, magari sarà proprio quello che controlla la rotazione dei piatti. Questo è andato al cinema. Allora vediamo se troviamo un altro hard disk. IDE abbiamo questo, ma qui dubito che ci sia il sistema operativo. Allora stacchiamo, va bene, perché a questo hard disk invece ci tengo, perché dentro ci dovrebbero stare i dati miei tra l'altro, quindi ok, questo lo... ecco, beep, ecco, questo mi sa che per i giochi DOS è un Pentium 4, vabbè qui dice 1 GHz e mezzo, però bisogna vedere. Allora Maxtor lo vede, 40 giga dovrebbe essere. F1 tu continua, ok. Windows XP Professional e Windows 2000, qui c'è un dual boot addirittura, vediamo se... niente. Mannaggia, oh. Niente, errore. Mi diverto con questi PC perché a parte che se io volessi pure partire da CD devo in qualche modo riuscire ad aprire questo Philips molto bello che non mi si apre in nessun modo perché questo si sarà bloccato. Allora andiamo su Windows 2000. No, manco Windows 2000, vai qua. E qui niente. Allora qui mi servirebbe un attache che però non so dove andarlo a prendere, è un pezzettino di fil de ferro da inserire lì dentro. Vabbè, lasciamo stare, facciamo prima a prendere, ce ne abbiamo tanti di masterizzatori, di lettori, poi a questo Philips mi ce ne dedicherò. Allora facciamo una cosa, io qui per terra vi ho messo, no, ho messi qua, mi serve un lettore che legga anche DVD, vediamo qua c'è una catasta LG compact disc, questa è serialata, non va bene. LG DVD, questo legge tutto ed è IDE. Ok, ho preso un altro, tra l'altro questo addirittura c'ha ancora la pellicola qui sopra, guardate la pellicola che andrebbe tolta, so quelle pellicoline. E questo è un LG ed è IDE, vedete? Questo è il connettore IDE, quindi io non faccio altro che staccare questo Philips, che in ogni caso è ottimo e voglio vedere se riesco a sistemarlo. Attacco questo cavetto qui e attacchiamo l'alimentazione. Ok, adesso abbiamo un lettore. Beh, perché non si apre? Questo funzionava,
Questi si incastrano. Si incastrano gli sportellini dentro, vai a sapere se è pure colpa di... No, mi devo rimediare un attaccio per aprirli questi. Un pezzo di fil di ferro. Questo si apriva comunque, Vediamo se ne troviamo un altro. Tanto c'è una catasta. Questo pure ide. DVD ROM. Via, proviamo quest'altro. Stacca, spegni. Ok. DVD ROM. Facciamo qua. E che miseria fa. Poi dice perché non conviene ripararli? È perché vedi quando ti succedono queste cose, ma che te inventi? Allora, attaccata. Power. Ok. Questo funziona. Allora, andiamoci a mettere il mini PE. Pre-installation environment commander, possiamo mettere quello che ci pare lì dentro, tanto legge tutto. Allora 8 in 1 RDPE, a me piace sempre quello là DigiWiz. Perché DigiWiz stava qui, ma tanto non parte Windows XP, quindi DigiWiz, dove stai? Ora me ne faccio subito una copia, così utilizzo la copia. E poi mi sa che lo metto pure sul canale Telegram a disposizione. Eccolo qua, DigiWiz. Impossibile avviare Windows. E noi abbiamo DigiWiz. DigiWiz. Pom 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 pom. Questo c'è anche il drive, vuoi mettere? Ma io ho premuto del. Allora, io devo cambiare l'avvio del sistema. Del to enter setup. Ok. Allora, Maxtor e poi lo vede il masterizzatore. Poi, vabbè, qua non ci frega niente di tutto. Sarà la First Boot Device CD-ROM. Il floppy, ma chi parte più da floppy? E poi l'hard disk. Save Exit Setup, yes. Adesso vedi di partire da CD-ROM e facciamo l'avvio di DigiWiz. Ci andiamo a fare un po' di testing. Un giro di RAM Pentium 4. La ventola gira bene, dentro è abbastanza pulito. Andiamo a vedere i condensatori. I condensatori stanno tutti abbastanza bene. Condensatori stanno tutti quanti abbastanza bene. L'unica cosa, sposterei questa scheda di rete perché è attaccata alla ventola della scheda video che sicuramente non gira. Perché l'hanno montato proprio male. Beh, non legge. Lettore di DVD morto. Va. Niente, non è partito. Aia, la DVD. Me ne sono rimasti due qua, Ecco, questo non legge i DVD. Questo benché meno, ma quello che è un CD o un DVD, questo è DigiWiz? No, è un CD. Allora ci mettiamo un lettore CD, basta. Mi ho stufato. Quello non legge, quello non scrive, quello non fa, quello non dice. Tutta roba che sta ferma da tempo in memoria. Dammene uno qualsiasi, dammi questo, va bene. Allora, riuscirà il nostro eroe
a far partire da CD questo PC. Guardate il tempo che si perde. CD-ROM. Allora, 1 giga di RAM. Ecco, questo parte proprio al volo. Senti come leggi. Ok. Launching Mini PE V2K5 0903 39 2005 built by DigiWiz. Launch sequence started. No, non lo so se lo trovi ancora. DigiWiz, ma adesso lo metto io, Mirko, lo metterò io sul canale Telegram dedicato ai Twilight. Faccio un'immagine ISO, tanto metterò tanta roba perché questi sono solo 2 dei tanti porta CD che ho, che utilizzavo quando facevo il sistemista senior. Qui dentro trovate tutto, trovate Iren Boot CD che ancora si trova, anzi trovate un DVD, vedete? Windows Mini PE Edition. Non esisteva solo Mini PE, Pre-Installation Environment significa PE, ma ce ne stanno tante. Guardate questo è il Diamond Boot CD. Sono tutti molto pieni di utility per fare tutto, ragazzi, per sbloccare password, per ripristinare avvii che non funzionano. Diciamo, io con queste è una specie di scatoletta degli attrezzi. Dentro nella scatoletta degli attrezzi uno ci tiene saldatori, pinze, cacciaviti, chiavi inglesi, di tutto, tubolari. E io andavo in giro con questi. Questa era la mia dotazione. Ovviamente dovete saperla usare questo materiale che c'è qui dentro. Qui dentro ci sono roba per fare il Ghost. Ghost è stato il primo, ma quindi noi quando dobbiamo fare un'immagine di qualcosa pensiamo subito al Ghost, ma non è stato l'unico, ce ne sono tanti. Ci sono programmi per fare le partizioni che gestiscono partizioni di tutti i sistemi operativi, Linux, non Linux, quello che vi pare. Quindi ragazzi è importante avere, diciamo, adesso io sono più di 12 anni che sto fermo, tanti anni. Io diciamo che riuscivo a malapena a mettere le mani su Windows 7, siamo arrivati a Windows 11 che sono molto diversi anche in fase di avvio rispetto a Windows 7, Windows XP e quelli precedenti. Quindi saranno usciti tutti aggiornamenti. Adesso vedremo. Guardate qui nella barra di avvio, voi non potete vedere, ma ci sono un sacco di applicazioni qui nella barra di avvio, tra cui c'è pure un fantasmino che è il Ghost. Questo è il fantasmino. Allora, noi invece ci andiamo a vedere proprio CPU Z. Stava dentro System Tools, c'è tanta roba, ma proprio tanta. Allora, info, bene, CPU Z della CPU ID, ovviamente è una versione vecchissima perché questo, come abbiamo visto, è vecchio, però anche il PC è vecchio. Allora, è un Pentium 4 su socket 478, adesso è settato a 1500. C'ha 8 KB di cache L1 e 256 KB di cache L2. La scheda madre è una Asus perché è una P4X266 833, però non mi pare. C'ha il chipset. No, non è una Asus, mi sono sbagliato perché infatti non c'è scritto Asus là sopra. Non si sa che marca è. Mazzonic. Boh. All'epoca tutti quanti rimarcavano le schede madri anche di altri. Comunque vabbè. Allora, memoria c'ha 1 giga a 133 MHz, figurate. È sbagliato qua la frequenza. Slot 1, slot 2. Sono le PC 3002. Adesso sta andando a 200 MHz. Vediamo se riusciamo a mettere a 400 almeno.
ma non penso proprio, questo mi sa che va a 200 proprio il basso. No, no. Allora andiamo a vedere un'altra cosa: programs, system tools, benchmarking. Voglio vedere CPU benchmark, così vediamo se la CPU sta bene. CPU benchmark mi va a testare la CPU. Allora, ok, questo va bene tutto. Questo è il menu. Eccoci qua. Sta ancora facendo tutto il testing. Ok, questo computer sta qui sotto. Qua c'era un Compaq Proliant che è il più veloce, però sta ancora andando, please wait, qui dice. E voi non potete vedere, sta facendo tutti i grafici per farmi vedere questo computer a che livello sta. Secondo me per i giochi MS-DOS questo va benissimo. Mi hanno detto un sacco di gente che questi computer vecchi, più che metterci emulatori Amiga, emulatori C64, converrebbe metterci tutti i giochi MS-DOS dentro, che girano, che è uno spettacolo, e usarli per fare i vecchi giochi, quelli che giravano su MS-DOS. Quindi direi di metterci un Windows 98 SE che è quello là che non è sviluppato su tecnologia NT, quindi con un kernel dietro stabile come NT, ma era più basato su tecnologia MS-DOS, Windows 95-98. Poi Millennium fu un ibrido, perché Millennium tendeva ad avere il kernel di Windows NT4 Workstation e di Windows 2000 Professional poi, ma diciamo si portava dietro tutte le limitazioni, diciamo, di Windows 95 e 98. Quindi il Millennium non funzionava bene proprio per questo, perché era un ibrido, non era né l'uno né l'altro, e questo gli ha causato un sacco di problemi. E questo sta ancora andando, please wait. Dovrebbe essere l'ultimo benchmark, CPU bench. (8.2 su 10), quindi mi ha dato una votazione di 8.2 su 10, che non è malissimo, Allora, ok, vabbè, ho chiuso quello, si è chiuso tutto. Voglio vedere l'ultima cosa, se burning test funziona. Allora, burning test, vediamo se il burning test funziona. Allora, mettiamo CPU, cosa, masterizzatore no, 2D, 3D, network no, sound non ci ho attaccato a niente, l'hard disk, vabbè no, i dischi no. Voglio vedere, ecco, questo, la RAM e video, ok, start, ok, si stanno aprendo tutte le varie finestre. Comunque il PC sembra che risponde molto molto bene, quindi è buono come PC. Allora andiamo a vedere qui, burning test memory, burning test MMX SSE, tutte le istruzioni, burning test CPU MATS, però vedo che la memoria video qua non è comparso niente. Hardware only direct draw object creante not possibile, error loading DirectX DLL. No, questo tocca farlo direttamente da un sistema operativo con i driver lanciati. Comunque funziona. Allora bisogna lanciarlo direttamente. Vediamo l'ultimo, Nu2 menu, BART PHD installer, Windows only app. Questi sono soltanto per Windows. Invece c'è pure Outlook Express, ma non funzionava più Outlook Express.
Ultra ISO, Win ISO. Ah, c'è pure per cancellare i dati da un hard disk. Se voi volete cancellare i dati da un hard disk in modo perenne e indelebile, proprio che non vengono recuperati in nessun modo, qui ci sono tanti programmi che vanno a scrivere numeri casuali nei settori e nelle tracce in modo che i file non siano proprio più recuperabili. E invece poi ci sono tantissimi invece per fare i recovery. Qui ce ne stanno, io usavo file recovery, get data back for FAT, get data back for NTFS, un erase c'era, no, c'erano tanti. Vabbè, allora diciamo che questo PC lo possiamo EITCD in shutdown, lo possiamo lasciare così e vedremo. L'unica cosa che voglio fare, come vi ho detto, è spostare quella scheda di rete, perché lì non mi ci piace proprio. Magari levo il modem e ci attacco la scheda di rete al posto del modem, perché così non va quella scheda di rete. Però ce la lascio perché può essere utile. Oh, ok, si è spento. Leviamo questo hard disk, che dentro c'è roba che mi può interessare. Ah, potevo vedere che c'era dentro l'hard disk, potevo approfittare. E vabbè. Allora, facciamo una cosa, riattacchiamo questo, che la prossima volta che attacco questo PC sicuramente mi ci dedico a far funzionare anche il masterizzatore. Poi andiamo a togliere il modem, eccolo qui, togliamo il modem, questo è il modem 56k, pieno di modem sono. Andiamo a togliere questa, lo mettiamo qui, la scheda di rete al posto del modem. Ok, troviamoci una bella vitarella, non so se questa c'ha il passo giusto, no, allora eccola, no, l'avevo vista, eccola qui, quella c'ha il passo giusto, ok. Ok, e lì ci mettiamo un bel tappo, eccola qui, tanto il modem di sicuro non ci servirà mai più, quindi quello è poco ma sicuro. Ok, altra vitarella col passo giusto, non è questa, questa, ok. Mia moglie non sarà contenta che gli dico che questo lo tengo, però tanto poi questi qua vanno sempre via lo stesso, solo che non vanno via subito, se bisogna fare gli altri lavori sopra. Ok, questo l'abbiamo chiuso, rimettiamo lo sportello, ci rimettiamo una vite per ora, anche perché se abbiamo detto che lo dobbiamo riaprire, anche perché quantomeno ci devo mettere un hard disk con i giochi, quello che vi pare, con MS-DOS. Allora, questo lo andiamo a appoggiare qui e andiamo a vedere il secondo per oggi, che è un altro Dell. Di questi ce n'ho tanti, ce n'ho almeno un'altra decina. Oh là là. Questo pesa 1 tonnellata, perché come abbiamo visto è un case molto bello che si apre come una macchina. Allora, anche questo tastiera mouse PS2 ce l'ha, quindi noi andiamo a mettere il mouse, tastiera, ci andiamo a collegare il monitor alla scheda video. Allora, di questi ce n'ho parecchi altri, andiamo a vedere se funziona.
andiamo bene, adesso manco provo ad accendere se proprio. Ecco. Dell GX240, quindi è un Pentium 4 questo. Setup. Pure questo, vedete, mi devo prendere per riuscire ad aprire questi lettori, masterizzatori, eccetera. Tra l'altro ci mette pure troppo. Questo c'ha problemi sull'IDE. Come la cancia F12 o F2? Qualcuno di questi F2 setup. Questo si blocca sull'IDE, quindi sicuramente c'è o l'hard disk o qualcosa di rotto sull'IDE. Allora, anche questo va messo così, però questo non ha vidi, come già abbiamo visto in passato, basta premere lateralmente e si apre come una macchina. Allora, sull'IDE c'è un hard disk solo, eccolo qua, c'è un solo hard disk, e poi c'è il floppy e c'è il masterizzatore. Allora, l'hard disk sembra che gira. Automatic key configuration, si blocca lì. Adesso provo a staccare l'hard disk, Allora, anche perché l'hard disk sta messo in modalità cable select, quindi di RAM ce n'è, c'è tutti e due i banchi popolati. Entering setup, time dim ok, CD-ROM reader, boot sequence, ovviamente c'è solo il CD-ROM, quindi allora hard drive, CD-ROM, io voglio mettere il CD-ROM per primo. Allora, hard disk drive più o meno, ok, il dischetto drive lo mettiamo per ultimo, IDE CD, ok, così va bene. Memory information, c'ha 1 giga di RAM, capirai, 133 MHz, Pentium 4, 1 GHz e 8. Allora, Pentium 4, 1 GHz e 8. Vi voglio far vedere una cosa. Allora, spegniamo un attimo. Allora, tanto qui come vi ho fatto vedere l'altra volta, i PC dell'HP e della Dell venivano ingegnerizzati proprio per poter andare a togliere, tra l'altro questo è un hard disk IBM, guardate, e c'ha queste slitte laterali che ovviamente sono avvitate le slitte, ma quando voi ordinavate un hard disk di solito, tanto ci sono anche qui di riserva, ma vi arrivava già con le slitte, ok? Quindi era immediato, tu andavi, staccavi i due cavi, alimentazione e IDE, e li riattaccavi tranquillamente. Allora io quello che voglio fare l'ho smontato perché voglio sentire se questo accrocco gira, anche perché questo mi sembra che sia originale così com'era. Sì, girare gira, bello. Tra l'altro questi hard disk, poi qui hanno tutti i cavi passati correttamente. Allora vediamo un po', attaccando, perché sennò devo riconfigurare master, slave e cable select. Ora lo lascio così volante, tanto non è che... Allora, PF2. Allora, andiamo a vedere se me lo vede. Drive type auto, unknown device.
unknown device, vabbè, save changes and exit, vediamo un po'. C'è quell'hard disk che c'ha niente, non viene riconosciuto quell'hard disk, c'è niente da fare. Entering setup, no, quell'hard disk c'ha grossa crisi. Allora andiamo a vedere, guardate come sono messi i jumper. Qui vi faccio vedere, questi hard disk dell'IBM avevano tutta la spiegazione di come mettere i jumper, master, slave e cable select, tutta questa serigrafia qui sopra. Sono tutte le combinazioni, perché questo aveva, diciamo, 4 possibilità e 2 jumper da mettere, mentre invece l'IDE normale, cioè un jumper solo e 3 possibilità. Le 3 possibilità erano master, slave e cable select. Questo invece, allora, che cosa successe? Che alcune schede madri non vedevano gli hard disk grandi. Questo mi pare che è un 40 giga, se non sbaglio. Dovrebbe essere un 40 giga e non veniva visto. Quindi c'era la possibilità, sì, un 40 giga. C'era la possibilità di limitare il contenuto via hardware tramite i jumperini. Quindi qui c'era un jumperino che limitava a 32 giga la capacità del disco. Drive 1 master, drive 1 qui è messo male completamente così, però vediamo così che caspita significava. Allora, messi così non è previsto qua, no. Strano, perché funzionava. Allora io lo voglio mettere master, quindi uno di qua, uno di là, 16 head, quindi uno tutto di qua e uno tutto di là, quindi completamente questo va spostato e va messo. Dimmi te se nel 2022 io me lo metto a spostare i jumperini su un hard disk, ma HDD1 zip, vabbè. Allora vediamo se così viene riconosciuto. Sono curioso, perché anche qui ci saranno dei dati che voglio capire che c'è dentro. Allora, così l'ho messo come master a 16 testine. Poi c'era la possibilità di mettere master o slave a 16 testine, però vedete non mi entra proprio nel setup, qui è proprio altro il problema. No, questo hard disk non funziona, questo hard disk ha proprio problemi. Allora faccio un ultimo tentativo, dopodiché proviamo come su quell'altro con il piede. Comunque bisognerebbe vedere pure i condensatori, qui sembra che stanno bene, però dovrei alzare questo raffreddatore, ecco. No, qua i condensatori sono tutti esplosi. No, è inutile, è inutile, è inutile, è inutile, tempo perso, quindi questo se ne va al cinema. Allora, tanto ce n'ho, come vi ho detto, ce n'ho tanti. Allora, guardate che convogliatore usava la Dell. Questa è la letta di raffreddamento della CPU, ok? Questo va verso il case dove butta fuori l'aria. Questa è la ventola. Adesso poi vi faccio vedere anche il raffreddatore, perché tanto è tutto da smontare e da buttare questo PC, perché c'ha i condensatori completamente esplosi. Allora, quindi questa è la ventola della CPU, ok? Mi piace un po' il cuore perché il case è molto molto bello, però non ci possiamo fare niente. I condensatori qui sono tutti quanti andati. Io ho detto, quando trovo condensatori, roba che bisogna saldare, butto tutto, prendo la palla al balzo e butto. Ok, questa
tocca fare così. Allora, la scheda video è una ATI, guardate, una ATI con raffreddamento passivo. Passivo significa senza ventola, quindi solo con una letta di raffreddamento raffreddavano la CPU, uscita solo ed esclusivamente VGA, ed è slot AGP. L'abbiamo visto anche ieri, lo slot AGP ha i pin uno sopra l'altro. Ok, quindi questa è una scheda video AGP. Poi ci andiamo a smontare tutto stambaradam, questo, il drive, però il drive non so quanto possa essere utile perché manca il frontalino. Aia. Allora, facciamo con calma, anche se... Allora, questi li mettiamo qua, vediamo la RAM. Allora, questa è la RAM, figurate, è una SDR questa. Mamma mia. 512 e 512, 1 giga di RAM SDR. Da che si capisce SDR? Che ha due spacchi, 1 e 2, 1 e 2 spacchi. Quindi la RAM SDR non è DDR, ma è la vecchia SDR a due spacchi, quindi va bene, questa pure la mettiamo qui. Poi andiamo a togliere l'alimentatore, che alla buona e meglio è buono, c'è l'alimentazione esterna per Pentium 4, quindi ecco perché magari si bloccava, proprio perché magari i condensatori non davano le giuste frequenze al chipset, cioè le frequenze, cioè i condensatori sono dei filtri praticamente, comunque al chipset non gli arrivava. Ecco, guardate l'alimentatore. Allora, alla Dell ovviamente costavano di più, però i connettori che non venivano utilizzati erano coperti da questo coperchio in gomma. Ok, vedete, ce ne sta un altro qua. Come vedete qui è completamente assente, perché non era ancora stato inventato, il connettore per l'alimentazione serialata. Ok? E questo è un alimentatore innanzitutto che pesa 1 tonnellata, marchiato Dell. Pesa una cifra. Poi mettiamo tutti insieme questi alimentatori, vediamo pure se conviene, che io li testo e me li vendo singolarmente pure gli alimentatori io, non è detto che non li vendo singolarmente. Allora, qui togliamo tutto. Mi sa che, ecco, voglio levare il processore. Come mai questo non se ne bene? Oh. Eccolo qua, questo ve l'ho detto, pure questo vale la stessa cosa dell'hard disk, vedete? C'ha questi binari 1 e 2 che servono per toglierlo senza svitare i viti. Ok, mettiamolo là dentro. Allora, ovviamente no, voglio vedere come, ecco, questo va tenuto. Sto cercando di togliere il raffreddamento, la letta qui, il raffreddatore della CPU. Ecco, guardate che questo poi tra l'altro, guardate com'è pulito, questo è uno dei più puliti che ho trovato, guardate, questo, aspettate che, ecco, vedete, si vede attraverso, guardate. Però guardate che anima di raffreddatore della CPU, sotto ovviamente la pasta termica, arrivederci e grazie, e questi sono i ferretti che reggevano il tutto. Ovviamente le mani, ho lavorato pure su quell'altro, quindi le mani sono sporche, io lo metto in conto, quindi ferretti li poggiamo qua. Drive, il drive vi ho detto che non so se può essere utile perché manca completamente il frontalino. Mancando il frontalino viene a mancare anche il tastino per espellere il floppy, che va qui, che lì è incorporato nel case. Anche questo ha le slitte, ok?
appoggio qua, magari può essere utile in qualche altro modo. Allora, il processore Pentium 4 ce l'andiamo a prendere perché poi io farò una bacheca spettacolare dove io ce n'ho già una cinquantina di processori, ce ne aggiungiamo un'altra cinquantina, viene una bella collezione. Allora, volete vedere, qui stacco tutto, la scheda madre questa sempre senza viti, dovrebbe venire via. Questa forse è fatta per venire via pure in questo caso. Eh sì, ammazza come lavorava bene la Dell. Allora vi voglio far vedere un'altra cosa della Dell. Certo che questa scheda madre era personalizzata in tutto, pure con i connettori anteriori, in tutto. Allora, andiamo ad analizzare questa scheda madre. Allora, intanto l'ho smontata senza andare a svidare nessuna vite. Si aggancia tramite questo qui, e qui, siccome c'è, vedete, questa è un'espansione di slot PCI, perché normalmente la scheda madre finiva qui e c'aveva soltanto questi due slot PCI. Questi due aggiuntivi sono stati messi dopo e sono removibili. Infatti qui questo è tutto un pezzo di metallo aggiuntivo, se li facevano pagare un sacco di soldi proprio perché era strutturato tutto così. Questi per levarli dovrebbe essere abbastanza semplice, basta fare così. Vabbè, adesso io non sto a levarlo perché tra l'altro c'è pure, guardate le masse, come passavano le masse da una parte all'altra con questi pettini che venivano stretti intorno a, diciamo, a un, chiamiamolo un connettore, diciamo, venivano stretti questi pettini e così si passava la massa da qui a qui tramite diciamo la scheda madre. Questo è un beeper che si vede qui, questo è il beeper. Poi questi sono i condensatori tutti andati al cinema, eccoli qua. Vedete, questi sono tutti i condensatori andati al cinema, tutti. Questo no, questi no, questo no. Però ecco, guardate pure questi sotto. Tutti quelli che stanno intorno alla CPU sono tutti andati al cinema. Questi andrebbero tutti sostituiti e fatti il recap. Come vi ho detto, su queste schede madri per i Pentium 4 non conviene, con tutto che sono Dell. Allora, che cos'altro ha di particolarità? Allora, andiamo a vedere dietro. Allora, dietro abbiamo parallela e due seriali. Come abbiamo visto sempre sui PC, vi ho detto parallela la stampante, sulle seriali ci andava di solito il modem, lo scanner e qualche altra cosa. PS2 mouse e tastiera, scheda di rete 2 USB e scheda audio incorporata su scheda madre. Qui c'era l'ingresso linea, ingresso mic e uscita casse. Ok? Andiamo ad analizzare ancora più vicino questa scheda madre. Qui ci vanno le USB frontali tramite un cavo particolare Dell. Ok? Perché questo case, sotto la scritta Dell, dopo ve lo faccio vedere, c'ha due USB nascoste. Ok? Poi c'ha qui l'alimentazione del processore Pentium 4, quella aggiuntiva con i cavi gialli e neri. Questa è l'alimentazione di tutto il resto della scheda madre tramite l'alimentatore. Poi qui c'è il connettore sempre privato Dell, dove ci si mettono i LED dell'attività dell'hard disk, LED power e il tasto di accensione. Quindi questi sono tutti i contatti per lavorare poi sulla scheda madre. Allora, qui ci va la ventola della CPU, ovviamente con rotazione controllata, e poi qui abbiamo due connettori IDE, 1 e 2 connettori IDE e il connettore del drive. Ok, questo è del floppy. Qua sotto ovviamente c'è il chipset. Adesso io mi vado, se ci riesco, ma sì, questo ci si fa tranquillamente, mi vado a prendere il raffreddatore del chipset e basta. Una cosa da notare: guardate, dietro i condensatori rotti, che sono tutti questi, c'è questo altro filtro sull'alimentazione. Questo è tutto un filtro sull'alimentazione. Guardate che roba, che tra l'altro se si leva, io questo ma questo mi sa che è saldato, mannaggia. Questo era bello tenerlo, un bellissimo filtro. Tra l'altro mi sembra strano che sia per l'alimentazione, lo vedo più, mi sembra più un trasformatore, un amplificatore audio, perché vedo che è stereo, vedete?
1, 2 ed è tutto a coppia diviso praticamente qui al centro, guardate, vedete? Pure le alette addirittura, sembra canale destro, canale sinistro. Questo sembra più un amplificatore audio stereo per poter pilotare delle casse direttamente, ma mi sembra strano perché queste schede madri avevano soltanto l'uscita lì a line out che andava collegata o a delle casse amplificate che davano insieme le casse del PC, oppure si poteva attaccare pure a un amplificatore tranquillamente. Boh, da dire altro non c'è, vabbè, qui lo sapete, avendo la scheda audio incorporata, qui ci andavano le uscite audio dei due, del masterizzatore e del CD, quello analogico. Ok? Più sono pesanti meglio è, Mirko, quei trasformatori, quegli alimentatori. Allora, quindi detto ciò, tanto qui sono tutti esplosi sti condensatori purtroppo, anche questo Dell se ne va e non so neanche se mi ci prendo tutti i cavi, però io l'unica cosa che volevo prendere tramite la pinza, se non mi faccio male, è questo caletta di raffreddamento. Ok, questa l'abbiamo levata, appoggiamo lì, eccoci qua. Ho levato anche la letta, vi faccio vedere il chipset che c'era sotto, eccolo qui. Questo è il chipset che controlla un po' tutto, le periferiche, ok? Marchio Dell, vedete? Sulla scheda madre, marchio Dell. Purtroppo non vale la pena rimetterla a posto, vi faccio rivedere il danno, eccolo qui, metto più dritta possibile in modo che, ok, tutti questi condensatori intorno alla CPU sono tutti esplosi, sono tutti rovinati, e quindi niente. E poi se qualcuno che vede il video o le mette pure sui commenti che cosa questo secondo me è un amplificatore audio, ma ve lo metto pure più vicino, un amplificatore audio destra-sinistra stereo, secondo me, anche perché è proprio uguale, cioè sono due parti uguali, identiche. Peccato che non lo posso risaldare, non lo posso levare, perché mi avrebbe fatto molto piacere, però questo se io lo vado a tirare non si muove proprio di pezza, no? Questo va dissaldato e non mi ci metto davvero a dissaldarlo, poco zero. Allora, quindi anche oggi comunque una buona media la stiamo tenendo, che almeno un PC su due lo buttiamo. Aspettate che sto levando solo, allora, solo questo che è ultra denso, anche se poi la distanza è troppo breve tra, allora guardate, queste piattine, tra l'altro guardate, questa sta al contrario proprio perché erano fatte proprio apposta, guardate qua dietro c'è scritto HD1, HD2 zip, ok? Qui c'è scritto IDE 1 perché queste piattine venivano fatte su misura poi per il PC dove andavano a finire. Qui erano molto ravvicinati dentro a questo case, non li potevi mettere come ti pare dentro a quelli dove uno assembla, che sono universali. Questi sono dei connettori molto ravvicinati, quindi devi avere, diciamo, le due unità molto ravvicinate, i due hard disk per esempio con masterizzatore e lettore, e questo poi deve sta parecchio distante e sta anche al contrario rispetto a questi, vedete? Questo sta anche al contrario rispetto a questi connettori qua. Quindi diciamo che era predisposto, infatti qui fa il giro, perché se voi lo mettete al contrario, qui invertite tutti i pin non funziona niente. Allora che cosa si erano inventati? Lo vedete, qui fa un giro il cavo, aspettate, ecco qua. Il cavo qui fa un giro e quindi è messo correttamente nel connettore, che però è messo al contrario. Ok? Quindi si usavano questi escamotage proprio per ottimizzare gli spazi e per massimizzare il ricircolo di aria all'interno di un case. Sono tutte cose che impariamo andando a smontare questi case o a vedere insomma come funzionavano. Allora, io intanto momentaneamente mi rifisso al volo sta scheda madre qua dentro, perché tanto questo è tutto da buttare via, buttiamo tutto. Ok, qui lasciamo tutto così, questa avevamo detto che la riprendevamo, quest'altro non ce ne frega niente, qui chiudiamo, se lanciamo sti fili non mi pare il
caso, questo lo chiudiamo. Vi avevo detto che vi avrei fatto vedere dove stavano gli altri connettori. Guardate, questo si apre, guarda, tanto è leggero adesso questo, pesa ancora, però ci ho levato il trasformatore, vedete qua sotto? Eccole qua, qua ci sono altri connettori, questo si chiudeva, Dell, questo pulsante d'accensione, intorno si illuminava quando leggevo l'hard disk, qua c'era il floppy e qua c'era il masterizzatore, due periferiche si potevano mettere. Guardate che non era bruttissimo questo case, comunque pesantissimo. Questo adesso lo poggiamo, via, a posto. Allora, anche oggi abbiamo fatto quanto di live? Un'oretta. Abbiamo testato altri due PC, uno l'abbiamo tenuto, uno via al cinema. Va sempre così. Allora vi invito a cercare su YouTube il canale di Alessandra Colombo, Dea della Notte 90, andate a mettere un follow pure a lei e se vi va vedetevi la mia intervista che mi ha fatto Alessandra, Dea della Notte 90. Ok? Sto lavorando poi sull'audio perché lì andava un po' a scatti. Allora rimettiamoci un po' qui, ok? Ci mettiamo un po' così, tutto motorizzato a mano, tutto motorizzato a mano. Allora, quindi oggi che cosa abbiamo visto? Ci siamo visti uno dei due PC che aveva l'hard disk che non funzionava, ci abbiamo messo una RAM perché non aveva RAM, faceva bip la scheda madre, quindi non aveva RAM, ci abbiamo messo un giga di RAM, poi vedremo che cosa farci, adesso attualmente è senza hard disk. Vi ho fatto rivedere un case della Dell di questi che si aprono come come il cofano della macchina. Dentro abbiamo visto che i condensatori erano andati, quindi abbiamo smontato tutto. Vi ho fatto vedere un po' come erano ingegnerizzati i case quando dovevano andare in fabbrica e ne dovevano fare 1 milione di pezzi tutti quanti uguali. Quindi diciamo che l'ingegnerizzazione era molto importante, ma soprattutto anche visto che erano destinati ad aziende questi e non tanto al consumer. Le aziende avevano bisogno che quando c'era da fare una riparazione, sostituire un pezzo, il tecnico che andava lì doveva essere il più veloce possibile perché il dipendente che rimaneva senza PC costava all'azienda. Ok? Quindi tutto screwless, quindi senza viti, senza neanche una vite, tutto a incastro, arrivava il pezzo nuovo, uno andava lì in 5, 6, 7 minuti, toglieva il pezzo vecchio, rimetteva quello nuovo, riparazione hardware effettuata. Poi ovviamente quella software era un altro pianeta e riguardava altre persone perché i contratti aziendali con le varie marche di produzione PC, siano essi HP, Dell, IBM, quello che volete, si limitavano, Toshiba ed altre, si limitavano all'assistenza hardware perché il software, ogni azienda aveva i sistemisti interni che gestivano il software, quindi ognuno aveva una versione particolare, magari personalizzata di Windows, aveva un certo numero di licenze di Office e di tanti altri programmi che venivano utilizzati e quindi c'era tutto un controllo centralizzato dell'installazione e disinstallazione di questi software. Insomma, era un bel mondo. Dovrò dedicare, come già detto, delle live in cui parlerò di queste aziende, di come avevano risolto il problema sia delle licenze sia dell'assistenza, insomma, dei problemi inerenti l'IT, information
Prova. Mi sembra che adesso sia tornato l'audio. Allora, vediamo un po', sì. Allora, l'audio sembra tornato, ma il video no. Qui ovviamente, tra l'altro dovrò riconfigurare anche OBS, a parte c'è un sacco di periferiche USB, voglio dire, e c'è ancora anche la vecchia webcam che adesso la devo completamente altre così libero, quindi approfitto, voglio dire, così c'è una USB in più libera e non mi va in conflitto l'audio, ok? Allora, stavo dicendo, non so dove ci siamo fermati, comunque così stavo dicendo una USB in più libera, parlavo dei miei siti. Allora, classe74.it è il sito principale da cui potrete accedere a Star Wars Store.it, che è il sito dedicato a Star Wars, potete accedere al mondo del vinile.it, dedicato comunque al vinile. Vi stavo dicendo che parlavo dei miei siti. Allora, classe74.it è il sito principale da cui potete. Allora, eco tolto perché ce n'erano 2 attive. Allora, bello con l'eco però, non lo so come veniva, però bello con l'eco. Allora, e poi l'ultimo, ma non meno importante, è www.legolando.it, dedicato al mondo dei Lego. Ok? Allora, qui vedete ovviamente il monitor. Adesso una cosa che devo fare, farò, diciamo, oggi pomeriggio, adesso è mezzogiorno e 41 del 21 giugno 2022, oggi è martedì. Dovrò sistemare, voi dietro a questo monitor non lo vedete, ma c'è una montagna di schede, di hard disk. Io già come ho sistemato oggi le viti, dovrò sistemare anche tutte le varie RAM, adesso le divido per tipologia e così sarà anche più facile. Ho diverse schede video, diverse schede audio, modem, quanti ne volete? modem analogici 56k, quanti ne volete? Quindi niente, ci sono le schede audio della Creative che vi ho fatto vedere quanto mi piacciono a me queste schede, le Sound Blaster Live, guardate, questa è la Sound Blaster Live HD, belle, erano belle queste schede, a me sono tutte cose, l'elettronica mi è sempre piaciuta, che devo fare? Prima o poi voglio fare ogni tanto una live dedicata anche, diciamo, a spiegare quello che stiamo facendo. Come vi ho detto, io già avevo in mente diciamo, un format che si chiamava Conoscere Reni direttamente da Reni, ok? E quindi spiegarvi un po' in parole semplici, in parole che tutti possono capire in live, quelle che sono le mie passioni, quindi cartoni animati, fumetti, sigle TV, e poi c'è l'altra grande passione che sono il retro computing, tra cui ci metto anche tutti questi che sto smontando adesso, perché diciamo 95, 98, Millennium, anche Windows 2000 io oramai lo metto tutto come retro computing. I giochi in MS-DOS per me sono retro computing, quindi anche ovviamente Commodore, Amiga, Atari, Intellivision, ColecoVision, tutte le varie console, NES, Super NES e chi più ne ha più ne metta, Atari Jaguar, tutto quello che volete. E poi c'è l'ultima passione che sono i vinili e la musica come Reni J, quindi anche le audiocassette, possiamo parlare veramente di tante cose. Vediamo il tempo se ci permetterà, vediamo se piacerà l'idea, vedremo in futuro. Adesso stiamo andando avanti, c'erano ancora tanti, io continuo a smontare PC eppure là dietro ce n'ho sempre 50, non diminuiscono questi 50, ma com'è possibile? Boh, non lo so. Comunque, grazie di essere stati con me anche in questa mattina, abbiamo fatto un'ora e 20 di live più o meno, 12:44, io auguro buon pranzo a tutti quanti, a tutti quelli che hanno visto la live in diretta, a tutti quelli che la vedranno in differita. Ok? 21 giugno 2022, Reni Retro vi saluta, vi dà appuntamento alle prossime live. In chiusura vi invito ad iscrivervi al canale YouTube, attivare la campanella, perché è l'unico modo per sapere quando io vado in live, perché io purtroppo non ho orari, non ho momenti, quando trovo 5 minuti liberi dalla famiglia e da altri impegni mi faccio subito una live, ok? Quindi attivate la campanella, che è l'unico modo. Grazie a tutti, vi lascio con le sigle finali. Ciao ciao.